Siamo con Francesco Testa, presidente del Checco dello Scapigollo. Presidente, una vittoria che chiude questa regular season, 3 punti importanti, ma non è arrivato, diciamo, il primo posto in classifica perché altrettanto ha fatto il Cotton Club sul campo del Ciriaci. Sì, dai, come eravamo partiti bene, no? Eravamo partiti molto male, certo c'è un po' di rammarico, perché secondo me abbiamo perso il campionato per colpa di una bestemmia. È stata punita una bestemmia, ci hanno fatto giocare un tempo e mezzo in 7 uomini, mentre altre situazioni non sono state punite allo stesso modo. E non abbiamo neanche perso, abbiamo pareggiato. Quella è la differenza tra noi e il Cotton, anche se devo dire, ammetto, come a parte l'amicizia con Di Giuseppe Pucci, il Cotton è una grande squadra, però noi ce l'abbiamo messa tutta. Siamo stati un po' sfortunati con gli episodi. Comunque è diciamo, un risultato parziale, perché poi ci si giocherà tutto alle finali di Alba Adriatica, dove peraltro voi già eravate sicuri del posto prima di questa partita. Che cosa dobbiamo aspettarci da queste finali, e se, anche se ora, diciamo, non sappiamo ancora chi arriverà poi dal turno preliminare, ovviamente chi arriverà con voi ad Alba Adriatica, qual è magari la squadra che teme di più o che comunque vorrebbe non incontrare, ovviamente al di fuori del Cotton Club, che è già sta ad Alba Adriatica con voi? Ma guarda, tanto, prima di tutto voglio fare una premessa. Io lo dicevo prima che siamo arrivati gli anni che arrivavamo primi, e lo dico adesso che siamo arrivati secondi. Per me il vero campione è chi vince la regular season, perché sono tante partite lunghe, inverno, la pioggia, la neve, il freddo, i giocatori che ti mancano. Quindi complimenti al Cotton, perché secondo me il vincitore morale è chi arriva prima in campionato. Poi deve giocare la partita secca, insomma, un episodio può cambiare la partita, un calcio d'angolo, una punizione, una ripartenza. Noi ce la metteremo tutte, abbiamo paura che con lo Scapigollo, cioè l'unica squadra che noi ci mette paura siamo noi stessi. Però andiamo all'Alba Adriatica fiduciosi, sapendo che abbiamo una squadra forte, una squadra di esperienza. Andremo lì a giocarci le nostre chance e sicuramente faremo bella figura. Senta, sulla partita, sicuramente non una delle migliori partite da parte del Checco del Scapigollo, che però comunque, nonostante tutto, contro un avversario a cui servivano assolutamente i punti, perché la vittoria della San Giovannella aveva inguagliato un po' la posizione in classifica della Toni Ponzi Investigazioni, è arrivata comunque la vittoria, sono arrivati comunque i 3 punti. Beh, non è facile, no? Sapevamo già che già stavamo all'Alba Adriatica, sapevamo che avevamo secondi matematici, insomma, che non ci poteva raggiungere il foot rate. E quindi è normale che queste partite diventano complicate, sia per le motivazioni, però devo dire che ragazzi, insomma, poi ecco, sinceramente loro avevano più motivazioni di noi, quindi è normale che la partita si era messa sul piano dell'agonismo, loro erano molto chiusi. Il portiere nostro il primo tempo non ha fatto nessuna parata, al secondo tempo invece devo dire, fare i complimenti, perché ha fatto 2 bellissime parate. Ma era normale che dopo il vantaggio nostro loro cercavano se giocavano, insomma, la permanenza matematica senza fare i playoff. Io faccio un grande in bocca al lupo a Gusto, perché oltretutto è pure un amico, però insomma siamo persone del sport e quindi parla sempre il risultato del campo e accettiamo tutti quanti il risultato del campo.